base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per temporali e allerta gialla sull'intero territorio. L'allerta sarà in vigore dalle 14 di oggi fino alle 6 di domani, 28 giugno. Le previsioni emesse dall'ARPA indicano che l'influenza marginale di un sistema depressionario in transito sull'Europa nord-orientale porterà instabilità nella regione nel pomeriggio di oggi e nelle prime ore di domani mattina. Si prevedono quindi rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane e nel tardo pomeriggio sera anche su parte della pianura. Alcuni fenomeni residuali potranno verificarsi fino alle prime ore di domani mattina, soprattutto nell'area sud. Si avverte la possibilità di fenomeni localmente intensi come forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate locali. Si segnala inoltre il rischio di frane superficiali e colate rapide nelle zone montane, pedemontane e collinari delle aree interessate dall'allerta. È previsto un possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, con conseguenti allagamenti di locali interrati e sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Si invitano quindi i cittadini a prestare la massima attenzione, ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza. È consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali e evitare, se possibile, spostamenti non indispensabili durante il periodo di allerta. La Protezione Civile della Regione Veneto monitorerà costantemente la situazione e fornirà eventuali aggiornamenti e indicazioni di sicurezza. Allora siamo alla CAM, la pescheria della CAM. No, la novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica.